Fabio contro Iliad del primo mattino. Guarda che le serio. Fa tipo i film Highlander, si prepara la battaglia seppur telefonica contro l'operatore Iliad. Sentiamo cosa dicono. Sono Donatello, codice 76 Donatello. Quelle tartarughe ninja. Buongiorno Donatello. Cortesemente, io ho dei problemi di connessione con il telefono. Ho fatto la schedina con voi da poco, l'ho appena attivata, però ho difficoltà nella connessione. È possibile verificare? Sì, mi dia il numero? Sì. Allora, mi diceva che ha problemi di navigazione? Sì, di connessione. Praticamente io a volte ho difficoltà a far sì che il telefono si connetta. Magari mi insegna in 4G ed è bloccato, non gira, Ok, allora... Mi dà che non sono iscritto a nessun servizio di dati cellulare. Sì, negli ultimi 6 mesi, siccome stanno facendo dei lavori per la rete 4G, Sta pacca comoda. spesso non funziona. Perché io ho un amico qui con me che ce l'ha anche lui, però lui non ha il problema. Lo so, l'unica cosa dipende, anche se le SIM sono tutte Iliad, dipende in quale cella si va a collegare, dipende dal periodo di attivazione e quant'altro. Ho capito, io come risolvo il problema? Ogni SIM, mettendo in 3G manuale, Quindi non posso... eliminare il 4G. temporaneamente la 4G. Ho capito. Sì, ma è da mesi. Non c'è... Perché comunque col 3G è molto più veloce il 4G attualmente. Sì, ok, non c'è bisogno di un messaggio autoconfigurante per il telefono? No, se no non c'è. Praticamente se va a fare il messaggio autoconfigurante potrebbe andare a complicare le cose, in quanto se lei mi dice che naviga Quante direttamente, cazzate in un minuto. comunque sporadicamente il telefono è comunque configurato, c'è un servizio di rete. Ok. Se non naviga proprio che nessun servizio, allora sì. Ok, devo andare a disattivare la Io le 4G. consiglio, esatto, il tipo di rete preferita, mettere manualmente 3G. D'accordo, provo allora, d'accordo. Va bene, Donatello diceva, vero? Sì. Perfetto. Saresti utile in qualcos'altro? No, sono a posto così, grazie, molto gentile. Ci mancherebbe, nel salutarlo le ricordo che riceverà poi via mail anche con questa per la valutazione della mia chiamata. Grazie. 9-10 ricevuti positivi, vi auguro una buona giornata. Altrettanto a lei, grazie. Bon, Italia, in questo caso cosa si fa? Si butta giù il telefono e si richiama di nuovo sperando che risponda un altro operatore. Io non ho mai sentito così tante stronzate in così poco tempo. Quindi, sai, grazie a cazzo. Tipo a macchina mi si blocca oltre i 4000 giri, soluzione metti il limitatore a 3000 giri. Ok, va bene. Zoe! Bella cosa! Guardali, si erano chiusi dentro. Porca miseria, hanno paura che li rubano. Uccio che si picca. Aiuto. Aspetta a chiudere. Ci siamo messi a ridere. Si preparano con la manina. Finalmente ho provato il famoso amaro del capo, no? Famoso perché chi mi conosce sa che odio a morte la pubblicità, c'è proprio a pelle. Mamma mia, quando la vedo volano bestemmie perché proprio la odio. Ma c'è il suo motivo, perché fa da cagare tanto quanto la pubblicità, quindi è una pubblicità veramente reale. Occulta. Esatto, tipo da Propoli, sai, quello che ti spruzzi in gola quando hai mal di gola, stessa roba. Perché le erbe, no? Tutti questi Sì, ma erbe, È un po' le erbe di Calabria. ma Calabria, che se Calabria queste erbe qua. ma no, te vai in farmacia, c'ho l'amaro del capo qua. Mamma mia, porca miseria, su che invece sprussarti o te lo bevi direttamente. Ah, un altro CP, guarda. Un altro CP con Ruaka. A Zoe giustamente un po' arrabbiata, te vedi? Mi tocca mettere i bip anche a Zoe, perché a porchidea in cagnesco. Abbiamo gente che c'entra dalla finestra, è una cosa incredibile. Mangialo, digalo. Dio, brutto Marco, brutto. Oh Giorgio, poi ci beccheremo a Vigevano. Brutto. Brutto. Maledetto Marco. Brutto Marco. Non ti puoi sbagliare, perché dopo il bivio la prima a sinistra dove c'è... No, portami il cane che deve entrare col cane. Ok, aspetta. Sì, a piccolini sì. CP, devo andare. Permesso. E la sera a casa di Marco, sì. Si vede anche il mare, ma è vero? Cioè, ma sì, dai. Italia, mamma mia, 4 giorni di after, balla totale, mangiare di continuo, non ce la faccio più, non vedo l'ora che vanno via, così mi metto a dieta, mi depuro. Porca, guarda. Per dubbio. Vabbè, comunque
adesso facciamo una specie di unboxing assieme. Allora, cosa è successo? No, Sata, basta unboxing di robe da mangiare. Tac, è arrivata finalmente. Quindi si fa l'unboxing della GoPro. Tu apri la scatola e trovi già sta roba qua, che sarà altre robe dentro. Ma sentir così in teoria forse sì, aspetta che vediamo. Però bisogna questo qua glielo rifilo a Fabio prima o dopo, prima non ce la faccio più. C'ho proprio lo stomaco intorcolato, mamma mia ragazzi. Sì, sto cazzo. No, acqua mi fioi, basta. Il tuo bicchiere, dai. Dai, fa un'opera di ben, baby. Non si viene un'opera di ben il tuo bicchiere. Mamma mia. Si messo mai avuto dammi il gotto tuo, basta. Ma che mezzo mai, mica passa tutto. Allora, tiri 2-3 porchi per aprire questa inutilissima ma stilosissima scatola di plastica trasparente, e ci abbiamo la Pro con il suo bellissimo attacco, di cui questo, occhio, attento, secondo me, mi pare di aver visto nei video in internet, perché non è che sono il primo che fa recensione della GoPro. Allora, tac, questi qua, tac e tac, hai visto? Si piegano, figata, bellissima sta roba, così hai un piccio in meno da attaccare, ok? Bella cosa. Qua non so come funziona, nel senso che, guarda che c'è già anche l'antivibrazione qua, vedi? Questo serve per non far vibrare il coso. Comunque questo lo facciamo uscire qua, e questo sarà tipo avvitato sotto come le macchinette, non lo so. Solo che ha fatta una scatola che, mamma mia, toro singano. Allora, cosa c'è? Sostanzialmente c'è del vuoto nella parte sinistra, e nella parte destra c'è tutta sta messa in scena per il cavetto, la batteria che ci mancherebbe non ci fosse, e un altro piccio qua per attaccare la Pro, quindi nient'altro. C'era da capire come staccare sta roba qua, ma vuoi vedere che è un pezzo tutto unico, che tipo, sì, secondo me sì, vediamo, sì, è un pezzo unico. Però secondo me è ben riciclabile, ci posso mettere del Bostik e attaccarmelo, adesso non so ancora dove, quindi questo me lo tengo, non lo butto via. La dimensione è identica all'altra Pro, alle altre Pro. Ai, maledetti alcolizzati, non li sopporto più. Allora, qua nello stesso vano abbiamo l'inserimento della batteria, della scheda micro SD e del cavo di alimentazione USB. La schedina pensavo di averla persa, invece tazzi l'avevo messa dentro questa custodia qua, quindi ci siamo salvati ragazzo. Qui abbiamo una SanDisk Extreme da 64 giga, e buttarla via non sarebbe stato proprio una bella cosa. Adesso come la mettiamo? Verso di qua o verso di là? Non c'è neanche un strazzetto di istruzioni, niente proprio. Vabbè, in teoria sembra che vada messa verso di qua, così. Diciamo, sono cose proprio da cinesi, ci vogliono le dittine. Sembra che così lo... Sì, eccola là, dai, è andata, va messa con il disegno verso il fuori. Ok, dai. Inseriamo la batteria, speriamo ci sia anche della corrente. Tac, inserimento battery. Qua gli hanno fatto tipo una chiusura di sicurezza abbastanza apprezzabile, in modo che tu la allarghi, chiudi e poi la rischiacci e lei si aggancia. Prima di accenderla volevo provare a togliere sta roba qua, ma non so come cavolo toglierla. C'è sta specie di pellicola protettiva con questo disegno qua della moto, e non ho unghie. Beh, intanto pausa Italia, tiro 2 porchi 2 madonne, dopo continuo. No, maledetti, cavo USB è quello nuovo, accidenti. Così adesso ho tre tipi di cavi USB che girano per il camper. Vabbè, dai. Bene, ringraziamo Fabio e lo stuzzicadente di Marco che hanno fatto sì che siamo riusciti a togliere quella maledetta pellicola protettiva. Mamma mia. Allora accendiamola, vediamo cosa succede. Il tasto di accensione è qua, teniamo premuto, non succede niente, perfetto, ottima cosa. Proviamo a schiacciarlo meglio. Sì, infatti è duretto. Bip 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 bip. Cosa molto apprezzabile è già il monitorino dietro, che io non avevo. C'è anche davanti? No, davanti c'è scritto 8 black davanti. Ah, davanti deve essere la carica. Ah, è touch screen questo, tra l'altro. Italiano. Andiamo avanti con la prima installazione. Note legali a consento, non so cosa vuol dire. GPS durante l'acquisizione di video e foto. Io direi di no, off, così mi risparmio batteria. Installa GoPro app, lascia accesa la GoPro e segui le istruzioni. Porca miseria, vabbè, adesso vediamo. 97 mega l'app della Pro, porca troia. Cioè è bellissimo fare le recensioni così un po' sotto alcol, ma neanche sotto alcol, cioè proprio distrutto, porca miseriazza.
Allora vediamo cosa succede, così vediamo anche per chi la prende, può tornargli utile. Trova fotocamera, servizi di localizzazione, autorizzazioni app, abilita, consenti, tutto, tu dagli sempre consenti, attiva il Bluetooth per trovare la tua fotocamera, ma col Bluetooth non va via wifi, forse col Bluetooth è per comandarla, il wifi per i dati. Abbiamo trovato la tua GoPro, connetti, Hero 8 Black, perfetto, l'hai trovata, è pronta anche la paella. E adesso arriviamo. Sì, deve essere una recensione proprio fatta alla casso, perché tutti fanno la recensione fatta bene delle GoPro con tutti i filmatini fighi, no? Che si tuffano questi mari caraibici, e io invece no, devo fare il video del casso proprio per... Ma sì, qua paia, giustamente GoPro 8 basta, cazzo, da 8 a 32 caratteri, GoPro 8 mia, di me. Sai cosa scrivo? GoPro 8 mia di me. Tac, oh eccola, salva. Standard, allora le impostazioni default sono in 10, 80, 60 fotogrammi, che significa che possiamo registrare in slow motion a una velocità rallentata di 2 volte. Accetto, tu accetta sempre tutto, al massimo ti arrivano i caramba a casa. Consenti tutto, fai via, tu consenti sempre tutto. Qua c'è il pulsantino della GoPro, controlla la tua GoPro. Adesso connetto link la tua. No, adesso se connette Fabio. Ma l'app GoPro di solito ha sempre fatto schifo, vediamo se fa schifo anche con l'8, sembrerebbe di sì. Andate in stand by? No. Foto, ma sì, fai anche foto. Insomma, foto a Fabio. Tac. Guarda i tuoi contenuti, scorri verso l'alto per vedere le foto. Impostazioni. Bene ragazzi, l'app come dimostrato continua a fare schifo. Riprova Bluetooth e Wi-Fi, forse perché adesso si è connesso a un Wi-Fi che c'è qui e non a quello della Pro. Da Sony H6004 la GoPro non la vedo. Aspetta, è pronto da mangiare ragazzi, continuiamo dopo questo schifissimo di recensione. Perché mai volete pelarsi l'ananas? Cosa? Come? Perché hai detto, ho avuto l'ananas che è fresca, è una cosa non alcolica l'ananas. Esatto, sì. Ah, per quello che di te, no? No. Ah, è vero. È digestiva. Scusate, aspetta, da capo. Allora, a 1000 erbe, che dopo è diventata a 100, che adesso neanche a 100, perché scusa, dai, contiamo, vai. Allora, è il gusto dell'amaro 100 erbe marchigiano. E ancora neanche a una, cioè tante parole. O abruzzese. Va bene, comunque siamo ancora a 0. Abruzzo. Ah, perché le furbo lui, sta attento. No, Molise no, non esiste il Molise. Giusto. Intanto a tira lunga sei ancora a 0, Quindi Poi che c'è cannella, origano, chiodi di garofano, basilico, ortiga, liguerizia, ginepro, aspetta, 6, 7. Che si arriva all'accento? menta probabilmente. Probabilmente, forse. Una unza. 7 e mezzo. Cos'è che non ho detto? Cosa manca? Cos'è che non ho detto? Ma a 6 e mezzo. State contando, Gli manca altre 93 e mezzo. Ma passiamolo. No, Finocchio no. Finocchio selvatico, bravissimo. Ok, dai. È bravo. 8 e mezzo, dai. Sei arrivato prima degli altri. C'ho boccato. E mi sa che ci fermiamo lì. No, c'è Ecco. qualcos'altro. Ho messo, allora non c'è zucchero, c'è la stevia dentro. Salvia? No. Quindi a stevia metto 10. È un'erba? Un'erba che dà comunque un aroma, non è neutra. 10 scarsi. Un po' 10%. come broccolo e fiodaro, entro qua poi deve essere. No, il cappusso. Cappuccio? Niente. Niente. Gli aravanei neanche. Siamo a 10 scarsi, insomma, dai. Sì. Ecco. Va bene, dai, insomma. Dopo pensiamo alle altre 90. E chi che fa le graspe qua agli amari è come i pescatori, no? Se ti dici un pesce di 10 metri vuol dire pesce da 1 metro e 100 erbe gli 10 scarse. Diciamo amaro dalle 100 erbe. Esatto, no, ma di sicuro originale a 100 erbe. Però gli assomiglia abbastanza. Sì, beh, dai. Chi con 10 che ha fatto quello? C'è stato un interessantissimo discorso su vivere in camper, su cosa può succedere all'apparire, adesso sono anche ubriaco, comunque si parlava delle difficoltà che magari può avere qualcuno a farsi, a pensare a come può apparire ad altre persone, che danno gli altri. Esattamente, vari e diversi punti di vista, interpretazioni di questa cosa.
e abbiamo poi parlato delle definizioni di full timer, del perché a Singano questa roba diciamo non va giù, non vuole essere un full timer. Singano è un free life, scusate. Free life. È un faccio quel cazzo che voglio. Esatto. Solo che il discorso tutto bello, tutto interessante fra amici, però ragazzo io sapevo già, non te l'ho ripreso perché siamo andati avanti un'oretta e passa, cioè non posso farti un'ora di video, hai capito? E quindi magari un giorno... Sinteticamente faremo... Sì, un giorno sintetizzeremo un qualcosa del genere. Sinteticamente, in sintetico. Sintetico. Sì. Questa è una delle 100 erbe Esatto. Ci siamo dimenticati di nominare prima. Esatto. Sono anche erbe nascoste che possono fare. Esatto. Una delle 100 ci dà sti risultati. Comunque dai, forse buonanotte Italia, adesso non so come finirà sto video, comunque dai, ciao, alla prossima da Singano, Marco e Fabio. Eccolo.